ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Sangue nella notte a Siracusa, ferito un uomo di 38 anni vittima di un agguato. Era circa mezzanotte quando il 38enne è stato centrato alle gambe con colpi di arma da fuoco in corso Timo Leonte alla Borgata. È stato quindi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno facendo riferimento anche alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra bande, considerando che il 38enne ha dei precedenti penali, o di un avvertimento relativo alla sfera privata dell'uomo. Tragedia a Castelvetrano, la cui comunità è sotto shock a seguito della morte di Gianluca Maniscalco, deceduto a soli 32 anni dopo un ricovero in ospedale. La vittima era stata ricoverata appunto in provincia di Trapani dopo aver accusato dei dolori allo stomaco. Erano stati effettuati dei controlli aerei e poi era stata disposta la dialisi. A distanza di giorni dal decesso, avvenuto lo scorso 26 dicembre, è stata disposta l'autopsia che potrebbe chiarire i dubbi che affliggono i familiari della vittima, straziati oltre che dal dolore per la perdita di un loro caro, anche dall'ipotesi che la sua morte possa essere riconducibile a un caso di malasanità. E proprio per poter comprendere se siano stati rispettati tutti i protocolli sanitari che i parenti della vittima si sono rivolti a un legale. Addio a Grazia Giurato, attivista catanese e punto di riferimento nella lotta per i diritti delle donne. Si è spenta oggi all'età di 86 anni. Grazia è stata una bancaria militante nel Partito Comunista Italiano, volontaria dell'Unione Donne in Italia e tra i soci fondatori del movimento di Città Insieme. Ha lavorato come consigliera comunale per la rete ed è stata anche candidata a prima cittadina della provincia etnea nel 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo. E chiudiamo con le previsioni meteo. Si prevede bel tempo in Sicilia anche per la vigilia di Capodanno. Il cielo sarà sereno su tutta l'isola con qualche possibile annuvolamento nelle ore pomeridiane. Non si segnalano fenomeni particolarmente significativi nemmeno per quanto riguarda mari e venti. Le temperature saranno ancora sopra la media stagionale. È tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.